Ciao a tutti e benvenuti al Museo Geologico della Carnia. Io sono Daniele e sono un operatore del Geoparco. Musei come questi sono molto importanti perché contengono un sacco di campioni di rocce. E le rocce ci possono dare moltissime informazioni sulla storia del nostro territorio, in questo caso la Carnia, della nostra regione, capire che cosa è successo qui negli ultimi milioni di anni e quindi anche poter pensare a come potrebbero evolvere le cose in futuro. Ma le rocce sono anche un bene molto prezioso per l'uomo, infatti le utilizziamo moltissimo. In questo video parleremo di miniere e di cave presenti qui nel nostro territorio, nella Carnia, e quindi introdurremo il concetto di georisorsa. Sapete che cos'è una georisorsa? Hmm, Andiamo a scoprirlo. La parola georisorsa è composta dalla parola risorsa, esatto, e dalla parola geo, che sta per terra, globo terrestre. L'uomo utilizza da sempre queste georisorse, che riesce ad ottenere attraverso le miniere oppure con le cave. Qui da qualche parte dovremmo avere degli esempi. No, non qua. Di là. Sì. Eccoci qua. Questa è una miniera di informazioni e quella è una cava. Le cave di solito sono degli scavi a cielo aperto che riguardano il prelievo di materiali da costruzione per l'industria o pietre ornamentali. Le miniere, invece, sono quel complesso di gallerie sotterranee e strutture che permettono di prelevare minerali metallici e combustibili. Quindi possiamo dire dei materiali che hanno un valore più elevato rispetto alle cave. Basti pensare a quanto è rischioso e poco salutare lavorare in miniera con metri di roccia sopra la testa, poca aria, molta polvere, buio e umidità. Che dite? Andiamo a farci un giro? Scendiamo in miniera. Le georisorse rappresentano un mondo di beni che usiamo per mille motivi diversi. Avete mai pensato a come si suddividono le tappe dell'evoluzione umana? Era del ferro, del bronzo, tutte georisorse ottenute dall'uomo dalle rocce. Se dico invece idrocarburi, il nome è difficile, ma se vi dico petrolio e benzina, tutti sappiamo cosa sono. Bene, queste georisorse sono al centro di molti interessi e per queste si fanno moltissime guerre. E poi abbiamo l'oro, il rame, i diamanti, anche banalmente l'acqua, se ci pensate, è considerabile come una georisorsa. Da dove arriva? Da sottoterra. In questo periodo, però, quello che è ancora più importante di oro e diamanti sono gli elementi che servono per le batterie e i componenti per i nostri computer, cellulari e altri dispositivi tecnologici, che per esempio, in questo momento, mi stanno permettendo di giocare a Minecraft. Ci avete mai giocato? Vi vengono in mente altre risorse che ci offre il terreno? Ok, io ne ho abbastanza di questa grotta che abbiamo trovato scavando questa miniera. È tempo di risalire per continuare il nostro discorso. La geologia è molto importante quindi per il riconoscimento e l'utilizzo, più che lo sfruttamento, consapevole di questi beni. Ma cos'è di preciso che ci serve? Beh, ci servono i minerali. E che cosa saranno mai questi minerali? Questi sono campioni di roccia che contengono minerali. Vedete qualcosa di particolare in questi campioni? Angoli precisi, superfici drittissime. Si chiamano cristalli. I geologi usano il termine strutture ordinate. Dietro a queste strutture ordinate e precise ci sono gli atomi disposti in modo ordinato, seguendo delle precise regole e forze che li tengono uniti. Immaginate di
poter entrare dentro a un cristallo fino a vedere gli atomi e le molecole che lo compongono. Si potrebbe dire che i legami che tengono uniti gli atomi e le molecole sono come degli stecchini. Gli atomi e le molecole sono come delle palline. Sì, questo è un modellino di un cristallo. Mhm. Sotto ogni nome di questi cristalli, vedete, c'è la formula chimica. La formula chimica ci dice che elementi ci sono all'interno di un minerale e sono proprio questi elementi che sono al centro dell'attenzione dell'uomo per le attività estrattive. Anche in queste rocce ci sono cristalli e minerali, solo che questi sono più piccoli rispetto a quelli che avete visto prima. Ma fidatevi, anche loro sono belli e ordinati come quelli che abbiamo appena visto. Solo che diciamo, in questo caso non hanno avuto il tempo e le condizioni per diventare così grandi. Quando la roccia si formava, dovevano fare in fretta a cristallizzarsi. Sì, le rocce e i minerali hanno anche questa funzione. Per noi geologi sono molto importanti perché ci permettono di capire in che condizioni di pressione e di temperatura una roccia si è formata. Un po' come i fossili, li conosciamo, no? Ogni fossile rappresenta un particolare ambiente di formazione. Così i cristalli rappresentano una particolare condizione di pressione e di temperatura. Quando troviamo un particolare cristallo e minerale, sappiamo che quella roccia che lo contiene si è formata in particolari condizioni e quindi capiamo dove e come si è formata la roccia. Fin dai tempi antichi l'uomo era interessato alle rocce presenti in questo territorio, durante la preistoria o durante l'epoca romana, ma è stato durante il Medioevo che c'è stato un grandissimo sviluppo di queste attività estrattive. E soprattutto anche la Serenissima era interessata ai minerali presenti qui in Carnia per rinfarcire il suo arsenale e per coniare nuove monete. Ma in particolare quali erano le miniere presenti qui in Carnia? Beh, cominciamo dal Monte Avanza, dove si prendevano le rocce che permettevano di ottenere rame e argento. Ci sono ancora delle gallerie presenti, però non sono sicure, quindi sono chiuse. E un altro luogo in cui era possibile ottenere rame e argento sono le miniere di Timau, vicino a Pramosio. Lì è ancora presente una vecchia galleria fatta durante il Medioevo. E quindi nel Medioevo io non sarei così sicuro ad entrarci, potrebbe essere un po' pericoloso. Invece, un'altra miniera che è possibile visitare, tra l'altro vi invito a farlo, durante la primavera e fino all'autunno si può fare, sono le miniere di Gludinico, dove si estraeva un'altra importantissima georisorsa, ovvero il carbone. Un'altra miniera presente su questo territorio è la miniera di Comeglians, in cui si estraeva la barite. In Valaupa invece si estraeva la fluorite. Se andiamo ancora un pochino più a est, arriviamo sul Monte Cocco, dove sulle pendici del monte c'era proprio una piccola cittadella mineraria. Ormai è rimasta solo una casetta in pietra. Lì sul Monte Cocco si estraeva il ferro. E ci sono ancora un po' di gallerie, però sono tutte quante pericolanti e molto pericolose da visitare. E infine, se andiamo ancora un pochino più a est, arriviamo nelle Alpi Giulie, c'è la famosa miniera di Raibl, detta anche Cave del Predil, dove si estraeva la blenda e la galena, molto utili per ottenere zinco e piombo. Oggigiorno ormai le miniere qui in Carnia non sono più utilizzate, perché non sono granché redditizie, però l'attività estrattiva continua qui sul nostro territorio con le cave. Vi ricordate prima la differenza tra cave, miniere?
La cava è come un buco a cielo aperto in cui possiamo raggiungere direttamente le rocce che ci interessano. E invece le miniere sono tutti quei cunicoli stretti e anche pericolosi che ci fanno entrare proprio dentro alla crosta. Ma quali sono le rocce che vengono cavate ancora qui in Carnia? Beh, abbiamo il fior di pesco che viene estratto a Forniavoltri, che è molto carino. Viene erroneamente chiamato marmo, anche se è semplicemente un calcare molto, molto, molto vecchio. E poi abbiamo il grigio carnico, che viene estratto per esempio a Pramosio. E infine, molto molto carino anche lui, è il rosso Verzennis, che viene estratto sul monte Verzennis. Bene, è giunto il momento di salutarci, ma prima facciamo un breve ripasso per ricordarci tutto quello che abbiamo imparato oggi assieme. Allora, abbiamo visto che cosa sono le georisorse, abbiamo visto quali sono e quali erano i minerali e le rocce che venivano estratti qui in Carnia, abbiamo visto quanto importanti sono le georisorse nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto abbiamo visto che le georisorse vanno rispettate come tutto quello che ci offre la natura e non vanno abusate. Con questo è tutto. Io vi saluto e vi aspetto qui al Museo Geologico della Carnia. Ciao!